Si diceva con il tuo collega nel segno della tradizione, la storia di Tazenda che continua. La storia di Tazenda continua e deve continuare. Quando si ha ancora voglia di fare e di dire qualcosa, perché fermarsi? Farlo in un momento così delicato, così brutto da vivere nella collettività, è quel segno che però dalla nostra isola, quella famosa isola del silenzio, invece si fa sentire con il vostro sound. Guarda, il momento non è facile, il momento non è facile per nessuno, non è che... Guarda, questo Covid ha una cosa, ci fa sentire tutti uguali, non è che tu ti svegli la mattina e dici oh sono io lo sfigato della situazione, invece lo siamo tutti nella stessa situazione. La nostra categoria sta soffrendo tanto, ma secondo noi era doveroso uscire con un disco, anche perché Antistasis è entrato in cantiere molto prima del Covid, per cui era ora, è stanco di stare in cantiere, ha bisogno di uscire. È un disco molto pensato. E poi, onor del vero, tu sei stato uno dei primi artisti nel panorama musicale sardo che ha risposto in musica a quella che era all'inizio della pandemia, se non ricordo male. Beh sì, noi abbiamo iniziato a capire che bisognava stare a casa e oltre a fare le pizze che non le sappiamo fare, le torte che non le sappiamo fare, suonavamo. E allora i primi 3 mesi studiavo come quando ho iniziato da ragazzino al conservatorio, poi mi sono stancato, insomma, facevamo anche altro, io facevo tutto a casa, facevo lo sport, facevo la musica, il mio tempo libero lo trascorrevo a casa, il mio tempo occupato lo trascorrevo a casa, come tutti. Dai, è passata, ne usciremo. Bentornati. Grazie. Grazie a te, in bocca al lupo. Grazie. Viva il lupo.